Al via il campionato di promozione Girone B, a fronteggiarsi il Baiardo in maglia verde in cerca di riscatto dopo un'annata che ha portato alla retrocessione e il Serraricò, maglia gialla, che ha concluso lo scorso campionato a un passo dai play-off. Dopo 11 minuti di gioco la cavalcata in avanti di Lobascio, che si porta in aria e finisce a terra. Chiede il fallo ma trova il cartellino per simulazione. La partita è bloccata e non c'è nessuna occasione degna di nota fino al 19esimo, quando è il Baiardo a cercare la porta. Ci prova Boschini ma il pallone va fuori. Il Serraricò sembra essere più attivo in avanti, ma la difesa del Baiardo non lascia spazi. Al 39esimo la gran parata di Belloro che frena le intenzioni di Ciccia. Pochi secondi dalla conclusione del primo tempo è di nuovo il Serraricò in avanti. Assist di Lobascio dalla tre quarti. Prima c'è Belloro a respingere, poi anche Lombardo sventa il pericolo. Si passa al secondo tempo e sembra essersi svegliata la squadra di casa. Sulla sinistra c'è Angotti che mette in mezzo per Crosetti che va a terra. Anche questa volta l'arbitro Cucchia decide per il giallo. Ancora il Baiardo 6 minuti dopo, bella l'intesa in avanti tra Bianchino e Crosetti che ci prova ma trova il muro avversario. 19esimo minuto, si cambia a metà campo con il Serraricò in avanti, trova la rete Re ma non viene convalidata per fuorigioco. Al 22esimo il Baiardo rimane in 10 uomini, espulso per somma di ammonizioni Briozzo. Arrivati al 31esimo si sblocca il match, l'arbitro concede un calcio di rigore al Baiardo. Crosetti dal dischetto non sbaglia. Nonostante l'inferiorità numerica, i verdi trovano anche la seconda rete. Dopo 3 minuti Angotti serve benissimo Bianchino che raddoppia. E poi il Baiardo triplica. A 2 minuti dalla fine del match Crosetti serve Orecchia che di testa insacca. Avvio bagnato, avvio fortunato per il Baiardo che sblocca con ben 3 reti una partita che sembrava destinata al pareggio.